Rieccoci con il Sindaco Risponde, seconda parte di questa puntata domenicale con ospite nei nostri studi il Vice Sindaco di Padova Andrea Michalizzi. Vice Sindaco, avevamo già anticipato ai cittadini e alle cittadine padovane che avremmo parlato di turismo e di tassa di soggiorno, perché insomma la città sta vivendo un periodo veramente florido dal punto di vista turistico. Le faccio vedere questo servizio, le faccio vedere anche tutte le novità che riguarderanno la tassa di soggiorno e poi ne parliamo insieme. Anche Padova rimodula la tassa di soggiorno. Le nuove tariffe saranno in vigore dal 1° luglio, giusto il tempo per le strutture di adeguarsi. Gli incrementi previsti sono di 50 centesimi per gli alberghi dalle 3 stelle in su, mentre per le strutture extraalberghiere l'incremento arriva anche a 1,50 €. Tale rimodulazione assicurerà alle casse comunali un gettito aggiuntivo per il 2024 di 470.000 euro. Stiamo ottenendo degli importanti risultati per quanto riguarda gli arrivi e le presenze turistiche in città. Ormai da diversi anni abbiamo imboccato una strada molto fruttuosa che porta anche poi un indotto economico importante per tutte le attività coinvolte. Per continuare la nostra campagna di comunicazione a livello nazionale che sta dando questi risultati importanti e alimentare le politiche anche culturali con grandi mostri, grandi eventi che portano le persone in città, abbiamo bisogno di rivedere l'imposta di soggiorno. Tutto questo serve per continuare a investire in promozione per Padova, quindi di fatto assieme alle associazioni di categorie l'idea è di investire anche con questo ritocco, con questa rimodulazione sull'attrattività di Padova. La tassa di soggiorno a Padova fu introdotta nel 2012. Da allora le tariffe non sono mai state aggiornate, mentre sono significativamente aumentate le presenze turistiche in città e si sta tuttora assistendo a un'evoluzione dell'offerta di alloggi in locazione turistica per soggiorni di breve durata e pernottamenti. Sì, mi ricollego a questo, Vice Sindaco, anche dal punto di vista turistico, anche a Padova, così come in molte altre città italiane, l'offerta sta diventando molto più variegata proprio dal punto di vista degli alloggi, per così dire, perché se una volta si andava magari tendenzialmente soprattutto in albergo, in hotel, adesso insomma da qualche anno abbiamo assistito all'esplosione degli Airbnb, degli affitti brevi, insomma si sta modificando anche l'offerta turistica e siete intervenuti anche voi, insomma, ritoccando un po' la tassa di soggiorno che, come detto, negli ultimi 12 anni non avevate mai ritoccato. Sì, 50 centesimi in 12 anni non è, diciamo, ma la riflessione da fare è un'altra. Noi abbiamo aperto come dire, un nuovo percorso sulla città di Padova, una nuova via che è molto importante, che è quella del flusso turistico. Padova prima era visitato se c'era qualcosa di importante per il Sant'Antonio e poco altro, insomma. Oggi invece Padova è tra le città che i turisti vengono a visitare perché è Padova. Il secondo riconoscimento UNESCO, l'URBS Picta, ha sicuramente messo la città in un circuito, come dire, più importante e questo è un merito anzitutto della bellezza di Padova, della nostra città, della capacità anche dei padovani di accogliere i turisti. Su questo dobbiamo, come dire, continuare a lavorare. Però noi abbiamo voluto cavalcare quest'onda importante che significa nome, significa prestigio, ma significa anche economia e quindi possibilità di distribuire ricchezze in città e per i padovani. E quindi vogliamo continuare nell'attività di promozione della città. In questi giorni vi sarete accorti, parlo a chi ci ascolta, che nelle reti nazionali passa la pubblicità di Padova ed è bello vedere la nostra città nelle reti nazionali che fa vedere i monumenti più importanti, i luoghi più caratteristici. È lo sforzo che sta facendo l'amministrazione comunale nel comunicare la nostra forza, la nostra bellezza, la nostra storia e quindi il modo per chiamare
da altre città, da altre regioni, insomma, a visitare Padova. Il Veneto è una regione straordinaria dal punto di vista turistico, diciamo, non è che non ha paragoni, insomma, fra Venezia, Verona, le Dolomiti, le parti. Sì, l'offerta è molto variegata, diciamo, no? Quindi noi Veneto, ci inseriamo in uno Sindaco. snodo che è importante, insomma, e quindi possiamo trarre molto di più, insomma, da un canale che stiamo sfruttando. Anche le iniziative culturali, devo dire, l'assessore Colasio ha portato mostre e iniziative che hanno collocato la nostra città in un livello, diciamo, in un range superiore. molto alto. Vice Sindaco, le chiedo questo però, sulla scia un po' di quanto sta succedendo in altre città, come per esempio Venezia, prima di tutte, ma poi come per esempio anche Firenze. Avete un po' il timore che questa esplosione turistica e questa incredibile richiesta di appartamenti in affitto da parte dei turisti possa avere poi degli effetti negativi su quella che è la richiesta degli appartamenti in affitto da parte dei residenti piuttosto che da parte degli studenti? Avete un po' questo timore? No, questo effetto lo stiamo misurando, lo stiamo vedendo, lo stiamo tenendo monitorato. Noi abbiamo sia il problema dell'emergenza abitativa, la riformulo, e della disponibilità, certo, anche di alloggi a canone agevolato, insomma gli certo, ERP o gli alloggi di ATER, dove anche l'offerta privata, insomma, può, come dire, venire incontro, soprattutto in alcune situazioni dove si trovano affitti a buon mercato, ma gli incentivi sulla ristrutturazione e l'esplosione degli affitti brevi, insomma, cerco di non citare app molto note di questo per non tanto le conosciamo, quindi insomma i cittadini, esatto, già sapranno, hanno eroso, hanno succhiato, diciamo, patrimonio all'abitativo. Il problema lo vediamo anche tra gli studenti. Padova è una città che ha 207.000 abitanti, 70.000 studenti universitari. Una buona parte di questi sono studenti fuori sede che cercano alloggio qui, e questo è un problema, perché l'attrattività di una città per giovani di talento, giovani di, come dire, di belle speranze, diciamo, certo, in questo modo, nel senso che da tutto il mondo guardano Padova come posto, come luogo, come città dove venire a studiare per l'offerta formativa della propria università. Ma dopo che guardano il corso di studi vanno anche a cercare la disponibilità di appartamenti, e se non lo trovano, quindi. Può essere anche un fattore per cercare di studiare in un'altra università, Vice Sindaco, il rischio può essere anche questo. Esatto, quindi c'è una situazione, un tema che riguarda la condizione dei nostri studenti, ma anche la condizione, ma anche l'attrattività verso un filone che io lo dirò sempre, ne sono convinto. Padova, fra le tante cose, ha, come dire, una sua vocazione, quella di attrarre giovani di talento, grazie alla nostra università, con la quale noi sempre più dobbiamo stringere, diciamo, sinergie, perché poi da questo ne deriva anche una qualità sociale ed economica sicuramente migliore. Insomma, la qualità della popolazione. Padova è una di quelle città dove, insomma, non è che quando siamo in una compagnia di 10 persone siamo tutti padovani. Io stesso non sono padovano, anche se vivo qui da quando avevo 5 anni e sento Padova come la mia città, ovviamente, ed è la mia città e la mia casa. Ma Padova è una città aperta al mondo, e questa è una cosa che dobbiamo utilizzare come qualità
ed è giusto che rimanga aperta a tutti coloro che vogliono venire a Padova. Siamo in chiusura, grazie Vice Sindaco Andrea Micalizzi per essere stato ospite nei nostri studi, grazie a chi ci ha seguito, alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori. La linea adesso ai colleghi di Diretta Studio per il pomeriggio di Serie A, seguiremo insieme Sassuolo Milan e a seguire Udinese Roma. Con il Sindaco risponde, come di consueto torniamo martedì alle 19, arrivederci.